grandi e siamo di nuovo con voi, bambini grandi, bimbi grandi, ragazzi. Abbiamo ospiti, che dire, ospiti importanti, interessanti oggi. C'è il solito Max Bazzana. Ciao, Eccolo là. Poi abbiamo Martina. Posso chiamarti solo Martina? Certamente, Ecco, certamente. Devo darti del lei? No, puoi darmi del tu tranquillamente. Del tu va bene, sì. Buongiorno a tutti e grazie a Bruno dell'invito. Io devo ringraziare Veneto Globe che ha messo in piedi questa struttura per poter raccontare al mondo il Veneto, ma anche i veneti, i bambini, ma raccontare anche tutto il mondo. Oggi abbiamo te. Abbiamo Max. Sì, Max l'avete avuto varie volte, insomma, quindi io metterei un po' più di attenzione su di me in questo momento, se non vi dispiace. Sì, a tal proposito volevo dire No, scusa, parlo io Max, un pochino, scusami. Max, abbi pazienza anche perché devo ricordare gli sponsor molto velocemente. Certo. Noi siamo qui grazie agli sponsor, sono da Re, i Bibanesi, Ca del Poggio, dove si mangia, dove il prosecco incontra il mare, dove si mangia da Dio. Poi abbiamo il ferro battuto, guarda, dei lavori straordinari veramente in ferro battuto, poi ti porto al ferro battuto. Ti Volentieri, piace? certo. a me non mi ci... a me porta... Scusa, No, ha Max, chiesto a me di abbi andare pazienza. a vedere il ferro battuto, cosa c'entri Sì. tu? Però passiamo a te veramente adesso. Come mai sei qui? Ma Perché l'avevo chiamata per... Allora, Tu non l'avevi chiamata, io l'ho chiamata io, l'ho telefonato e le ho detto Martina, parla a te. Certo, grazie Bruno. Io sono Martina Boldarin, sono un'attrice, nonché io mi definisco educatrice, nel senso che tengo laboratori teatrali nelle scuole. Cioè con due T. Sì, perché non ho... Attrice, Esattamente, educatrice, sì, non e sono... lui è Allora, io sì, faccio Lui un è po' di cose. educatore, Ma lo diciamo noi, regista, però, lo sì, Va parliamo bene. un po' noi adesso. Vai Martina, se no poi sì, qua se ci- no qua davvero. Sì. Sì, lavoro nelle scuole, io in particolare lavoro con i ragazzi delle scuole superiori, però insomma ho lavorato anche tanto con i bambini e soprattutto quest'estate che proprio per far sì che potessero avere un momento di rinascita. Infatti abbiamo fatto un centro... Ecco, Abbiamo bravo. creato un centro estivo proprio che si chiama Restart, proprio per ricominciare, per ripartire proprio da loro, che sono insomma la nostra colonna portante, il nostro futuro. Riusciamo a vederli? Vediamo i bambini? Vediamo Li i vediamo? bambini. Vediamoli, Sì. vediamoli. Ciao, ci sono Alberto. Volevo tanto provare l'esperienza di mangiare in classe, invece non è stato granché, perché ci hanno portato un box dove dentro c'erano dei piattini con la pellicola di plastica dove dovevi spellarli, invece io non sono riuscito, allora ho sbattuto tante volte finché non riuscivo e quando ci sono riuscito mezzo casa è scoppiata fuori. Poi ci hanno dato un piccolo pezzo di pesce con salsa di pomodoro fredda e delle carote cotte a rondelle. Ma se volevi un altro piatto di pasta da mangiare non c'era. E alla fine io mi sono alzata dal banco con tutta la fame. Ciao! Ciao a tutti, io sono Arthur e quando passavo la quarantena non mi annoiavo mai perché avevo un campo enorme dietro, quindi passavo le giornate lì, ovviamente facendo dopo i compiti, le video lezioni, ma non era bello come fare le lezioni, i compiti a scuola dal vivo. Quando sono ritornato a scuola mi sono emozionato tanto perché dopo 6 mesi più dell'estate ho visto i miei compagni, i miei amici e posso passare un po' di tempo con loro. Poi a ricreazione
possiamo stare tutti insieme, giocare e discutere di quello che abbiamo fatto, di quello che faremo e niente. E questo è come ho passato io la quarantena, come ho iniziato la scuola e ciao! Ciao! Quando ero a casa e non potevo andare in asilo, questo virus girava per tutto il mondo. E poi le maestre ci hanno mandato un video delle vocali e ho imparato quella poesia. Adesso te la racconto. A, da ba da. Ho una bambolina fatta di cristal. De. Ho una bambolina fatta di caffè. I, di. Ho una bambolina piccola così. Do. Ho una bambolina fatta di carton. Du. Ho una bambolina che sei proprio tu. Ciao. Martina, Do. ma scusa, ma per chi l'ha interpellato? Abbi pazienza. Diglielo. Ti No. sembra il caso di fare queste scene? Mi vabbè. aveva preso la musica. Siamo tornati un po' seri, Un po' di i serietà. bambini ci hanno veramente divertito e allora presento questi due ragazzi che sono bimbi grandi, Max Bazzana e Martina. Dai, ragazzi, Grazie, dai, grazie. che siete forti. Vabbè, grazie. Vai Grazie. Martina, adesso fai te. Faccio io. Vogliamo Allora, darle di no? Dare la sì, adesso cosa facciamo dici? parlare anche un po', ovviamente stavamo un po' giocando, io e Max siamo colleghi da tanto tempo, abbiamo un'associazione che si chiama Artivarti, e era veramente un gioco questo fra di noi, anche se ogni tanto nella realtà Sì, succede, no? ovviamente. Che... Ma di solito sono io quello un pochettino più cattivello, no? Dipende, Dipende dai momenti, insomma, ci alterniamo in questo gioco. E diceva giusto Martina, noi abbiamo questa associazione e siamo qua, come anche altre volte abbiamo spiegato perché ci siamo inventati questa cosa su internet dedicata ai ragazzi. Abbiamo deciso di trasportarla attraverso il web con Veneto Globo, con Bruno che ci ha dato la possibilità di aprire questa iniziativa appunto alla TV, no? E per raccontare un po' il mondo dei bambini, come lo stiamo un po' facendo, e anche il mondo dei grandi con i bambini, per quello bimbi grandi. E quindi prima di tutto vedremo, abbiamo già visto insomma il contributo di alcuni bambini, ma se avete cose da mandarci, mandateci, qualsiasi, come state a scuola, avete visto che ci sono un po' di problemi, Alberto ci raccontava il problema del cibo che è un problema che è molto sentito perché a scuola adesso non ci sono più le mense, o per la maggior parte delle scuole non ci sono le mense, ma il cibo viene portato in classe e questa cosa qua, oltre ad avere la monoporzione, crea un po' di problematiche proprio per l'apertura del cibo che parte da tutte le parti, non si riesce a contenere sul piatto. E poi insomma ci sono anche i problemi delle distanze, quindi ci interessa sapere come state vivendo voi bambini la situazione a scuola. Raccontateci e mandateci dei Questo video. è lo scopo della trasmissione, la Esattamente. trasmissione che va in tutto il mondo perché la TV web va in tutto il mondo e noi siamo diciamo fra i primi che hanno capito che la TV stava cambiando e se volevamo farci sentire in tutto il mondo senza grandissimi sforzi dovevamo utilizzare il web. Martina, cosa dici? Sì, penso che sia un'ottima idea, poi tra l'altro con la chiusura, con il lockdown e quant'altro il web è risultato particolarmente utile per far sentire anche la nostra voce di artisti che insomma eravamo comunque chiusi in casa e quindi avevamo la necessità di esprimerci e l'abbiamo fatto cercando di tenere proprio compagnia ai bambini, perché abbiamo subito pensato che i bambini fossero quelli che stavano soffrendo di più nel momento di chiusura, non potevano uscire, non potevano vedere le maestre, i loro compagni e quindi ci siamo inventati questo gruppo che si chiama A un metro da voi, dove appunto abbiamo fatto qualcosa di artistico, quindi letture animate, letture con musica, proprio per allietare
aiutare i bambini e di conseguenza anche i loro genitori, no? Per dare un po' di respiro anche a loro. Siete bravi, abbiamo visto che i bambini reagiscono in maniera spiritosa anche al dramma che hanno vissuto, perché per loro è stato anche per loro un dramma non poter andare a giocare ai giardini, non poter incontrare i loro amici sia a scuola che fuori, e perciò e grazie a questa trasmissione noi riusciamo a raccontare qualcosa di loro, e grazie al pane quotidiano che è la pubblicità. Avanti con quella. Bene, eccoci di nuovo in studio. La pubblicità vista così, con lo scopo che ha, è anche bello vederla. È anche bello vederla perché le aziende che abbiamo fatto vedere sono delle aziende che sostengono comunque con grande interesse e grande passione questo nostro compito. Io dico nostro, ma grazie a voi riusciamo a renderlo molto piacevole. Martina, vuoi passare la parola? Passa a me che io la passo? Ah no, me la prendo io insomma. Prima mi dimenticavo, allora se avete desiderio di mandarci dei contributi video, ci sono degli indirizzi che penso poi manderanno anche in sovraimpressione, sono aumetrodavoi@gmail.com e poi l'altro non mi ricordo. Info Veneto Globe. Info@Veneto Globe. Perché adesso li vedete, fra poco li vedete, quindi sì, il bello di avere tutta la tecnologia sotto mano. Bello della diretta. Il bello della diretta. Guarda, mi fa impazzire, quel ciuffo che va in su lì. Sì, sì perché sono un rinoceronte ogni tanto. Teletubbies. Teletubbies. È apposta per i bambini. Lo voglio vedere giallo la prossima volta. Ecco, bene, vediamo se la regia riesce a colorarmelo senza che mi diventi matto. No, e dicevo, tra un attimo vedremo anche il contributo invece che ci hanno mandato dei genitori. Sì, fra poco, sì, però io volevo sentire un po' Martina ancora. Sentiamo Martina. Tu ci dai l'opportunità di parlare, Max? Sì, allora... Dai, direttore sei tu. Allora. Martina, sai, mi sembra di averti vista ancora in qualche rappresentazione. È vero, non sei un volto nuovo, sei un volto conosciuto. Ma io non saprei, sì, io faccio spettacoli di vario genere, insomma anche con Massimiliano qua. Impegnati? Anche sì, l'ultimo che abbiamo fatto con la regia proprio di Max, più impegnato, è uno spettacolo su Tina Anselmi. È stato uno spettacolo, insomma è stato molto bello farlo, è stato molto bello conoscere questo personaggio così importante, abbiamo parlato del periodo... Più o meno dell'età della Tina? La conosci così bene? L'abbiamo un po' studiata insomma per poterla rappresentare, sì, no. Però devo dire, visto che stiamo parlando di bambini, noi stiamo preparando uno spettacolo che speriamo vada in scena entro gennaio 2021, se non prima, viste le problematiche che abbiamo per andare a teatro. È uno spettacolo, questo per i bambini un po' più grandicelli, adolescenti, sul cyberbullismo. Lo stiamo preparando insieme anche alla coproduzione del Teatro Miela di Trieste. E della Luna al Guinzaglio, sempre di Trieste. Io cosa potrei fare? Il bullizzato. Il bullizzato. Sì. Va bene, allora io direi che possiamo mandare il contributo dei genitori, sentiamo cosa ci raccontano sia del lockdown sia di questo inizio di scuola con i loro bimbi. Com'è stato il ritorno a scuola per tua figlia? Caterina era entusiasta di tornare a scuola e aveva tanta voglia di rivedere i suoi compagni di classe, anche le maestre, e anche di riprendere a studiare e fare i compiti.
e era anche curiosa di sapere come sarebbe stata la scuola con i nuovi cambiamenti dovuti al coronavirus. E l'ho vista anche serena e anche contenta di andare a scuola. Basta. Sono mamma di Anna, seconda liceo. La cosa bella della ripresa della scuola in presenza per lei è stata poter rivedere i suoi amici e sentire finalmente di nuovo la separazione tra casa e scuola. Bene, ecco, abbiamo visto i genitori, abbiamo visto... sono anche bravi i genitori però a seguire. Assolutamente sì, perché insomma non è facile, anche sentendo una delle mie più care amiche che appunto ha 2 bimbi piccoli e facendo un lavoro come il nostro è complicato riuscire a gestire il tutto se i bambini, se non c'è la scuola, quei genitori che lavorano è molto, sì, faticoso, quindi sono bravi perché riescono a gestire tutto. Tu quanti bimbi hai? Io non ne avrei neanche Come uno. no? Insegni quanti bambini hai? Diciamo che io ho i bambini un po' più grandi perché lavoro con i ragazzi soprattutto delle scuole superiori. Le donne sempre così, scelgono i grandi. Che vuoi dire? Ultimamente sì, lavoro di più con loro, però poi insomma quest'estate invece ho lavorato anche con i piccolini, insomma erano tanti perché alla fine sono stati più di un centinaio alla fine dell'estate quelli che sono passati da noi. Sei brava come educatrice? Non dovrei dirlo io questo. Lo dico io, è molto brava, è molto in gamba, come dire, io vabbè, insomma, per quel poco che magari riesco a fare, insomma, però mi fido molto quando c'è lei, è una risorsa preziosissima. Non posso dire altrettanto del mio collega perché insomma mi insegna sempre molto, devo dire la verità. Io penso che adesso che i nostri sponsor hanno visto il tuo volto, ne troviamo a bizzeffe di sponsor, veramente, brava. E dopo i libanesi, i crackers, potremmo trovare i Doria. Non parliamo di pubblicità, facciamo pubblicità adesso perché, a chi ancora non ha dato, e allora andiamo a vedere quelli che già ci sostengono. Bene, eccoci di nuovo qui in studio. Martina, ti eri preparata qualcosa per il tuo intervento? Sì, scusa, io spero che tu venga ancora, non è la prima volta che vieni, però continuerai ad appoggiarci in questa bellissima trasmissione. Intanto vi ringrazio insomma, per avermi ospitata, vediamo insomma compatibilmente con tutti i nostri impegni, volentieri se riusciamo ad organizzarci verrò a salutarvi ancora. Io mi sono preparata per te, Bruno, uno scioglilingua, quindi io farò lo scioglilingua, tu lo dovrai cercare di ripeterlo. Va bene. Va bene? Io sono pronto. Sei pronto? Allora. Portatemi un bicchiere d'acqua per piacere. Sì, dai, vai. Vado, Vai. Ti faccio pezzetto per pezzetto. Sì. In una conca nuotano a rilento. 3 trote, 5 triglie e tinche 100. 3 trote, 5 grilli e 500. No, mi dispiace, hai sbagliato. La griglia. 3 griglie e una 500. 3 trote, 5 triglie e tinche 100. 3 trote, 5 triglie e trinche 100. E trinca, ok, qua i lapsus ci dicono tanto di Bruno, va bene. Vabbè, sì, mi piace, però è meglio che andiamo avanti. Se vuoi ne ho altri... Dilla veloce, io so che la 33 trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. Oppure quella, bella. Ripetila. Quale? Tichete tac, 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 tac.
No, non la freghi lei, non la Vai, freghi su questo. vai. Dove Non lo vado? so, cosa- Regna il ragno dentro il buco, nella mela regna il bruco, dentro il buco il ragno regna, nella mela il bruco regna. Il bruco regna. Il bruco regna, Fatto. va bene. Questo potete farlo anche voi bambini a casa, provate, magari siccome lo vedrete su internet mandate indietro e al rallentatore provate No, a dire fallo su tu al in lingua. rallentatore, No, sì. io no, sono... No, quella del ragno. Regna il ragno dentro il buco, regna il ragno dentro il buco, nella mela regna il bruco. Dentro il buco, Dentro il buco il ragno, il ragno regna, nella mela, nella mela il bruco regna, nella mela, mella, con con L L sola magari. Poveri bambini. Non so che pazienza avranno a seguirci. Sì, ma esatto. Ci seguiranno, seguiteci Ci bambini. inseguiranno più che E altro. mandateci più contenuti Materiale. possibili Allora. per questa, più materiale possibile per questa trasmissione. Partiamo da te, poi saluto io, poi chiudi te. Allora, io per salutarvi, bimbi, intanto vi ringrazio per l'attenzione, sia i bimbi piccoli che i bimbi grandi. Vi ricordo, mandateci materiale su quello che state provando, che è la cosa più interessante, così diamo voce a quelle voci che di solito non si sentono per TV, per radio o per altri media, che sono le voci dei più piccoli. Io vi saluto, passo la palla alla mia... A lui, a Bruno. Sì, perché io voglio salutarvi e vi mando un abbraccio grande, vi aspetto, magari qualcuno di voi possa venire anche in trasmissione e adesso Martina chiuderà la trasmissione. Prego Martina. Grazie per l'ospitalità, grazie a Bruno, grazie sempre a Massimiliano, un abbraccio a tutti e speriamo di vederci presto. Ciao! Ciao ciao!